Let's get it. Let's get it. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. It's like that. It's like that. Amiche e amici di Beppi TV, una buona sera da Federico Casna. Anche oggi è D-Time, il programma di analisi e approfondimento sulla Serie D, con tanti ospiti come sempre. Oggi poi ne abbiamo due che sono stati protagonisti nella giornata di oggi. È stato un weekend spezzato che si è giocato tra sabato e domenica e fra un po' vi introdurremo anche gli ospiti. Prima introduciamo la squadra fissa e partiamo da Giovanni Capobianco, agente FIFA, che anche oggi è qui con noi. Ciao Giovanni. Ciao, salve a tutti, buonasera. Allora, Giovanni, che weekend è stato? Che partita hai visto? Io come sempre sto guardando tanto professionismo, ma ho avuto la possibilità di guardare la vostra diretta, se non sbaglio, da te commentata della Folgore Caratese. Ho avuto questo privilegio, sì. Sì, ti ho Sei riconosciuto durato? Sei durato dalla 90 voce. minuti? Cosa? Sei durato 90 minuti? Dura 65 la mia partita. Beh, comunque Perché... è un buon traguardo. È un buon traguardo. Ok. No, ma non per mia colpa, poi non so, a un certo punto il segnale è scomparso, però... Sì, poi siamo tornati anche in onda, c'è stato qualche problema tecnico sul campo, devono aver staccato la spina, però vabbè. Sono incidenti che capitano e anche questo è il bello della diretta con quelli bravi. Non una bellissima partita, immagino anche per te da commentare. Esattamente, era lì che volevo arrivare con la mia provocazione, se è durato tutta la partita. In questo punto sono punti che pesano, lo stesso Parlato aveva un po' da... avevano entrambe le squadre paura di perdere, diciamo. Poi la approfondiremo però la partita della Folgore magari
Introduciamo anche Manuel Pascali, però altro membro della squadra di D-Time. Buonasera Manuel. Ciao ragazzi, ciao, buonasera a tutti. Hai guardato Ciao, Lazio-Inter Fede. sicuramente perché ti ho sentito commentarla. Altro? Sicuro, Lazio-Inter, poi Milan-Monza, poi anche la Juve col Genoa. Sì, è vero, questa volta sei Poi- stato chiamato agli straordinari con la Serie A e quindi Sì, spazio. poi non mi sono fatto neanche mancare un acceso Sant'Angelo-San Giuliano e poi ovviamente un po' Il di cuore. highlights qua e là, o un po' di Y Scout. Dai, ci teniamo aggiornati. Sapete chi non ha perso la propria partita di Serie D? Tommaso Spaviero, attaccante del Desenzano, e anzi l'ha decisa, non in maniera banale direi. Ciao Tommaso. Ciao a tutti. Introduciamo l'ultimo ospite, poi veniamo subito da te Tommaso. Passiamo a Allegretti, un altro contento di questa giornata perché la sua Clivense ha vinto. Buonasera Allegretti. Buonasera. Buonasera. Allora dicevamo, partiamo subito da Tommaso perché il Desenzano ha compiuto l'impresa di giornata, ha vinto 3-1 in casa dell'Arconatese e il tabellino recita Spaviero, Spaviero, Spaviero. Adesso vediamo anche i suoi gol negli highlights che ci propone la regia. Parto da te, Tommaso, per chiederti com'è andata questa partita e come si batte l'Arconatese, oltre che con i tuoi gol intendo. No, beh, la partita è andata molto bene, diciamo, l'abbiamo subito messa, ci siamo subito messi bene in campo, dai, siamo riusciti a lavorare bene anche in settimana e a sfruttare al meglio le nostre qualità, la fase difensiva che su cui il mister ci tiene molto. E siamo riusciti a portare a casa un risultato, secondo me, oltre netto, comunque un 3-1, però anche meritato sul campo, dove ci sono state tante occasioni. Quindi siamo contenti, dai, siamo riusciti a sfruttare le occasioni create. È questo il segreto? Sfruttare Sai, tutto Fede, lo sfruttabile. Quando un attaccante in 25 minuti ti fa 3 gol, la indirizza da solo la partita, C'è Sì, poco, sì, ma c'è è poco da proprio dire. comunque un lavoro di tutta la squadra, perché noi, se uno vede gli highlights sulle nostre partite, creiamo sempre tante occasioni, poi non riusciamo mai a concretizzarle e siamo sempre lì che barcolliamo. Invece domenica devo dire che tante le occasioni create e comunque i gol sono arrivati. Dai, prima o poi comunque devono arrivare e sono sicuro e siamo sicuri perché la squadra comunque è forte e arriveranno, quindi spero che sia un segnale anche per noi per capire che siamo forti, siamo competitivi e vogliamo tornare comunque nei piani alti della classifica. Esatto Tommaso, perché noi settimana scorsa dicevamo queste prossime 2 partite, quelle prima della pausa del Desenzano, saranno anche decisive per capire quali sono le prospettive, le ambizioni di questo Desenzano che, lo saprai anche tu, siete partiti un po' col freno a mano tirato rispetto a quelle che erano le aspettative su di voi. È così secondo te? Erano gare particolarmente importanti queste? Ho visto che il campionato comunque è lungo, dici 3 punti sono comunque 3 punti. Sì, vabbè, ogni domenica i 3 punti sono sempre i 3 punti, però noi sinceramente ora come ora dobbiamo pensare partita per partita. È vero, siamo partiti un po' a rilento, comunque in D, per chi sa la categoria, non è facile amalgamare sempre un gruppo di ragazzi nuovi che non si conoscono. Noi vuoi un po' di infortuni importanti, perché comunque di gente che ha giocato in palcoscenici molto più blasonati, categorie molto superiori, si è fatta male, è venuta a mancare un po' anche di quell'esperienza e siamo stati un po' frenati da questo punto di vista. Però ora il gruppo sta bene, ci alleniamo tutti bene, stanno rientrando quasi tutti gli infortunati e quindi siamo sicuri e speriamo soprattutto che da qui in avanti riusciremo comunque a tornare un po' più su. Comunque la classifica è corta, non abbiamo 20 punti di distacco dai playoff, ce ne sono 7 mi sembra, 7-8, quindi sono comunque 2 o 3 partite, tu vinci, quelle sopra magari non fanno risultato, sei lì, mancano ancora 20 partite alla fine del campionato, quindi ancora lunghissimo, ci sono ancora tantissimi punti a disposizione. Speriamo di riuscire a fare più punti possibili, dai. Giusto così. Manuel, ti sta finalmente soddisfacendo un po' questo Desenzano che
l'avevi un po' indicata senza nessuna malizia come un po' la delusione di questo inizio di campionato. Adesso è questo quello che ti aspetti dal Desenzano? Sì, Tommy l'ha detto, è una squadra forte che è stata costruita bene con giocatori importanti, perché comunque un tridente, adesso anche con l'arrivo di Paloschi, Floriano adesso sta recuperando, Tommaso mi diceva da un infortunio, è un reparto avanzato di tutto rispetto. È una cosa che volevo chiedere a Tommaso, di cui Ferrario Caro mi ha sempre parlato molto bene, perché avete giocato assieme a Modena, giusto? Sì. Secondo te, hai parlato di concretezza, è qualcosa che tu devi aggiungere un po' al tuo, come tuo obiettivo? Perché tu sei uno che crea 200 palle gol comunque a stagione. Quando hai a disposizione gli spazi, come abbiamo visto nelle immagini, diventi devastante, perché comunque Ferro era un tuo grande fan. Riuscite a raggiungere i gol che crei? Secondo me per gamba la categoria ti sta stretta, ma non è soltanto la mia opinione. No, ma guarda, io comunque la penso come te, so benissimo che si creano tante occasioni, poi per merito mio e per merito anche dei miei compagni di squadra, ovviamente. Manca quell'ultimo, fare il 31, diciamo. Sto provando in tutti i modi a migliorare, ovviamente. Non è facile perché comunque fare gol è la cosa più difficile nel calcio, però si cerca di migliorare e non è facile, non è facile, però si deve migliorare per forza, diciamo, perché alla fine della fiera è la cosa più importante di tutte fare gol, perché puoi creare quante occasioni vuoi, ma se poi non la butti dentro mandi un po' tutto all'aria. Però sì, mi manca quell'ultima parte. Domenica è andata bene perché comunque Infatti, ci perché sono stiamo 3 o facendo 4 questo occasioni discorso dopo che tu per 3 comunque hai gol. fatto una tripletta. No, vabbè, Sì, però sì, ma era un No, ragionamento certo, un ma è po' giustissimo, più No, figurati. perché poi generale. l'anno scorso 8 gol, giusto, a Sì. Sant'Angelo. Quest'anno 6 a 5, ma se il giocatore con quella gamba lì ha visto poi l'Arconatese, se gioca a campo aperto, insomma, come ha fatto, essendo magari appunto la capolista, No, prova a imporre il giusto, proprio gioco, tu giusto. negli spazi ti No, diverti. giusto. Infatti, sì, ma guarda, hai perfettamente ragione. Infatti, in casa, soprattutto da noi, sta venendo un po' a mancare questa, soprattutto anche mia, concretezza di davanti alla porta, perché noi comunque in casa abbiamo un campo veramente grande in erba, quindi è più facile correre sull'erba, magari si ha più forza sull'erba, e col campo grosso, spazi, sta venendo un po' a mancare, devo dire la verità, però speriamo che anche a livello personale questa tripletta mi dia un po' più di fiducia, magari quando si arriva lì davanti sei più freddo, sei più lucido. Speriamo che nelle prossime 20 partite sia io che i miei compagni di squadra riusciremo comunque a fare più gol, perché creare occasioni ce ne sono tante, a fare più gol diciamo un po' tutti. Ed è giusto così. Ragazzi, io direi di passare alle nostre amate carte che abbiamo spiegato settimana scorsa, ci aiutano a introdurre i vari argomenti di giornata, anche per andare un po' più sulla panoramica dei risultati di questa Serie D. Direi di svelare la prima carta, ci aiuta la regia, la carta energie. Energie fisiche e mentali, perché sono la chiave di queste ultime 2 giornate di andata, questo weekend in particolare perché si è giocato a metà tra sabato e domenica. Chiedo ad Allegretti, fa differenza giocare sapendo di avere il risultato delle squadre che sono più o meno in lotta con voi in precedenza o in ritardo? Quindi giocare prima, giocare dopo, detto che tra sabato e domenica a livello di energie fisiche non cambia tanto, ma magari a livello mentale cambia un po' questa cosa, mister? Ma onestamente no, perché per il nostro cammino, per quello che stiamo facendo recentemente, la cosa più importante per noi è fare punti. Il campionato è ancora lungo, quindi tutto sommato non è che una vittoria cambia la situazione piuttosto che un pareggio. Chiaro che una sconfitta diventa ulteriormente pesante, però in questa fase del campionato non è così importante sapere il risultato degli avversari, perché uno deve scendere in campo in base all'obiettivo che ama, a prescindere, scende in campo sempre per cercare di vincere.
Sì, magari conta un po' di più per la prima e per la seconda in classifica, in questo caso diciamo che è stato abbastanza chiaro questo concetto. Magari guardiamo i risultati della settimana, perché ad esempio l'Arconatese ha perso di sabato contro il Desenzano e ne abbiamo parlato 1-3, la Varesina arrivava carica a 1000 il giorno dopo contro il Brusaporta, ha vinto una partita importantissima che prende ancora più valore. Ad esempio poi nelle zone basse della classifica la Real Calepina perde, la partita tra Trizim e Club Milano diventa una corsa all'oro, Piacenza e Caldiero vincono e per il Brusaporta diventa una partita che non si può sbagliare per restare attaccata. È una serie di cose, magari per le squadre di centro classifica questo conta meno, anche perché poi bisogna fare quei determinati punti là, però poi forse è così. Risultati che ti sorprendono di più invece, Giovanni, di questo weekend? Ma vuol dire, più che i risultati, io sono E si è bloccato Giovanni Capobianco. diventato un tifoale. Ripeti, scusami Giovanni, perché ti sei bloccato un attimo. Dicevo, sono diventato tifoso della Varesina, perché da buon interista, al quale per genetica piace soffrire, mi piace tifare per i più deboli, vedo invece al primo e al secondo posto due squadre che secondo me sono state costruite in maniera fantastica. Varesina ha segnato più di 40 gol, quindi una squadra che gioca un calcio bellissimo, altrettanto l'Arconatese, e sono felice del fatto che la programmazione stia pagando. Queste sono società che è da anni che lavorano bene. E su questo siamo d'accordo. E quando lavori dura nel corso degli anni, mantenendo un'ossatura solida nel corso degli anni, prima o poi becchi l'annata in cui si fa bene. Queste sono due società che stanno facendo benissimo e non per caso. Lo stanno facendo bene perché hanno direttori che lavorano programmando, hanno direttori che guardano le partite e che vanno a scovare dei talenti, non necessariamente con dei budget esorbitanti. Giustamente. Manuel, tu cosa ne pensi di questo argomento, giocare prima, giocare dopo, ma anche dei risultati di questo weekend in generale? Come diceva il mister, è forse un po' presto, un po' più avanti, verso gennaio, febbraio, dai, quando si inizia a delineare un po' più la classifica, magari si dà un'occhiata, però dipende, ecco, a volte ti possono dare quella spinta in più, perché comunque se sai che hai il fiato sul collo, magari sei primo, dai qualcosa in più. Però io ho visto la Varesina, ho visto gli highlights, è una squadra che gioca molto bene, poi ragazzi davanti secondo me è una delle squadre più forti della categoria, perché assolutamente. ha tre giocatori molto interessanti, più al Orellana Cruz che gioca in una posizione ibrida, ed è un giocatore molto molto interessante che fece molto molto bene anche alla Visnova nonostante la retrocessione 2 anni fa. È una squadra che gioca bene, e domenica, scusate, mercoledì c'è un Piacenza Varesina che si preannuncia forse il big match di giornata, senza nulla togliere anche a un interessante Clivense Arconatese. Assolutamente, della Clivense ne approfondiamo tra poco. Tommaso, Fede, posso rubarti un secondo? Anche due. Giusto per raccontarti un aneddoto a proposito del giocare prima e giocare dopo. Io ricordo l'anno in cui il San Giuliano poi ha vinto il campionato, in cui noi con la Caratese eravamo secondi, siamo stati la squadra a creare giusto qualche pensierino, ma nulla di più poi al San Giuliano, pensando di voler mettere un po' di pressione, alla fine le provi tutte per mettere un po' di pressione all'avversario, anticipavamo qualche partita al sabato. C'era un periodo in cui ci andò bene le prime volte, avevamo la sensazione, di riuscire vincendo prima di loro, di mettere un po' di pressione. In realtà è un discorso che non aveva nessun senso, perché poi alla fine se pareggi dai più forza a loro, cioè è un discorso che può funzionare soltanto se vinci, ma perché alla fine, come diceva il mister, si gioca tutti per vincere, o giochi prima o giochi dopo, insomma cambia poco. Ci sta.
ci sta il ragionamento che fila effettivamente. Passiamo alla seconda carta, allora, così possiamo anche approfondire un altro argomento importante di giornata, e abbiamo qui un ospite per farlo, perché la lente oggi va sui risultati della Clivense. Abbiamo anche una grafica che ci aiuta a spiegare come questa Clivense stia crescendo di giornata in giornata, ma più che altro di periodo in periodo, perché ad inizio anno sono partiti un po' col freno a mano tirato anche rispetto alle dichiarazioni che erano state fatte in estate, dove comunque si parlava di grande ambizione di questa squadra, giustamente. 6 punti nelle prime 6 partite, con 11 gol subiti, poi si aggiustano un po' le cose, 7 punti nelle seconde 6 partite con 10 gol subiti, e adesso il periodo che comunque sta iniziando a dare i propri frutti, la difesa si sta sistemando e comunque anche contro avversari importanti, perché Brusaporto, Piacenza, Caravaggio sono squadre importanti. 7 gol subiti e 9 punti. Il lavoro paga, mister. Anche tu sei stato un po' sorpreso dal vostro avvio un po' rallentato? Ma guarda, devo essere sincero, è la mia prima esperienza in Serie D, quindi non posso parlare da veterano. Noi abbiamo sempre avuto una grande ambizione, ma allo stesso tempo, non conoscendo la categoria, non potevamo pensare di essere professori e quindi di sapere già le cose come potevano andare. Il cammino è stato tutto sommato realistico, nel senso che i punti parlano chiaro, altrimenti staremmo a parlare sempre di recriminazioni per quanto riguarda la possibilità di fare risultato, la sfortuna e tutte quelle cose che contano poco. Ultimamente noi abbiamo perso giocatori importanti, quindi al di là di quello c'è una sorta di rivoluzione interna portata dal fatto che alcuni giocatori hanno espresso la volontà di andare via, quindi è chiaro che nell'ultima partita, non quella di ieri chiaramente, quella prima, arrivavamo da un bel periodo, anche se avevamo raccolto tutto sommato non i punti che probabilmente meritavamo, però poi abbiamo perso 4-0, una partita dove abbiamo meritato di perdere, giocato veramente male, e a quel punto lì abbiamo perso in una settimana praticamente 3 giocatori, quindi ci siamo trovati a giocare ieri con una squadra totalmente nuova, giovane, e siamo riusciti a fare un ottimo risultato contro una squadra ostica. Perciò, insomma, delineare un po' quello che è stato il nostro cammino, è chiaro che potevamo sicuramente fare meglio, ma come ho detto, probabilmente l'inesperienza ci ha portato a renderci conto che la categoria è molto difficile. Sì, in realtà più che sottolineare le difficoltà dell'avvio, volevo sottolineare quello che di buono poi avete fatto in queste ultime fasi di campionato. Cioè, cosa è cambiato secondo lei, mister, nella squadra, nell'approccio alle partite? Non lo so, mi dica lei, cosa è cambiato secondo voi? Ma guarda, sostanzialmente io penso sempre che quando si crea una squadra da zero, perché tutto sommato noi siamo appunto nuovi nella categoria, non è mai scontato che prendendo giocatori e avendo un'idea importante come poteva essere quella di fare un ottimo campionato come avevamo, sia scontato che le cose vadano bene. I giocatori hanno bisogno di tempo, di conoscersi, quindi non è sempre facile che le cose vadano in un certo modo. Secondo me poi sono cambiate un po' le cose perché ci vuole del tempo per far sì che i giocatori appunto si conoscano e possano mettersi nelle condizioni di rendere al massimo. Tommaso, voi l'avete affrontata la Clivense? Certo che sì, perché Sì. è finito praticamente il girone d'andata. Che partita è stata contro di loro? Era la seconda di campionato e abbiamo vinto al 95esimo, penso, l'ultima azione della partita 2-1 su un campo non bellissimo, diciamo, una partita molto rognosa, tosta, lottata. Siamo riusciti a spuntarla al 90esimo su un contropiede da calcio d'angolo loro. Sì, comunque a testimonianza anche che a inizio anno c'è stato anche qualche episodio un po' sfortunato che va rallentato, mister. Ma sì, guarda, diceva appunto Tommaso, quella partita è stata un po' particolare perché poi noi abbiamo avuto
parecchie palle gol per poter portare a casa la vittoria. Sapevamo che avevamo di fronte una squadra forte, però avevamo la possibilità dopo l'1-1 di riuscire a far gol, e poi abbiamo preso gol al 95esimo, quindi questo è l'esempio, insomma, di un po' del nostro cammino, tutto sommato, che ci porta oggi a avere questi punti, chiaramente meritati, perché è giusto che una squadra e i punti rispecchiano quello che è stata un po' l'annata fino a questo punto, però ecco, quella è una di quelle partite dove probabilmente il pareggio sarebbe stato giusto, quasi stretto per quanto si è visto, nonostante noi eravamo consapevoli che avevamo appunto una squadra forte davanti, però per quanto si era visto in campo, su un campo indecente, quindi Tommaso è stato anche fin troppo buono, però ecco, abbiamo preso gol appunto al 95esimo e siamo trovati a perdere una partita 2-1. Sì, a me viene in mente anche la partita con la Folgore Caratese che avevo commentato io, eravate sotto 2-0, all'inizio eravate effettivamente entrati male, però poi siete cresciuti, avevate avuto il calcio di rigore per rientrare in partita e lì ve l'hanno parato e vi hanno un po' tagliato le gambe. Mi è venuta in mente quella partita lì, che anche può essere, perché le occasioni anche lì le avevate avute poi per provare. Certamente, ma con i secoli in mano si va da nessuna parte. No, ma certo, non volevo neanche essere troppo buono. Allora, con i secoli in mano non si va avanti, ma andiamo avanti con la carta la prossima carta della trasmissione, così ci facciamo anche un'idea di tutto quello che è successo in questo weekend. Eccola qui, treno dei gol. Abbiamo il piacere di non farvi vedere non una, non due, ma ben 3 partite, tutti i gol del girone B di Serie D, e torniamo dopo per analizzare insieme la classifica e dare anche un piccolo sguardo al prossimo turno di campionato. Ottimo passaggio filtrante, attenzione, subito gol al primo attacco, 2 però Austoni, molto bene Belloli, grandissimo gol, Corteso, Vitieni. Vediamo come se la cava con il controllo della palla, lo mette al centro, eccolo qua, sblocca il risultato. Mandano avanti, provvisionando il pollo, cosa qua, ora ripassa per Dio, implacabile, e voilà, Dio, 1-0, Club Milano.
E questi erano tutti i gol del girone B di Serie D, li abbiamo visti tutti insieme nel nostro treno dei gol. Chiederei ai miei ospiti e chiederei in particolare a Giovanni, esteticamente, quello che ti è piaciuto di più? Guardandoli, non so chi lo abbia fatto, ma il primo gol della Varesina mi ha colpito molto. Mi è sembrato un gol di grandissima fattura. Il gol segnato da Manicone al 27esimo del primo tempo. Invece vi chiedo, e facciamo che risponde Tommaso visto che non è coinvolto, più importante il gol di Bassanini nella partita Piacenza-Real Calepina 0-1, sono tutti 0-1, perché 3 partite sono finite 0-1, Bassanini, Piacenza-Real Calepina, Colferrai, Clivense, Castellanzese o Dioin, Club Milano, Trizium? Vabbè, a parte il fatto che sono tutti 3 importanti perché hanno portato a casa i 3 punti, però penso il Piacenza per loro, fiducia anche alla squadra, rimangono aggrappati sempre là in alto e portano a casa un'altra vittoria. Manuel? Anche per Sì, te? dico anch'io, sono d'accordo con... in ottica Anche se salvezza... comunque ovvio, Club come ho Milano detto- Trizium, lì pesano il certo, gol da 3 in punti. ottica salvezza è pesante. È vero anche che il Piacenza ultimamente, dopo il cambio allenatore, sembra una squadra allegriana, che prende pochissimi gol, che vince di corto muso e sa che alla lunga, pian pianino, questo turno infrasettimanale potrebbe magari ancora cambiare qualcosina, perché il mister si toccherà, però insomma l'Arconatese potrebbe lasciare qualche punticino ancora per strada e lì davanti potrebbe accorciarsi ancora un pochino. Poi andremo a rivedere, ma c'è un Piacenza Varesina che è veramente molto molto interessante. Ma infatti hai proprio snocciolato l'argomento della classifica che andiamo a vedere ora, perché io volevo chiedervi invece che le solite sorprese, delusioni. Il campionato davanti va comunque abbastanza lento. L'anno scorso il Lumezzana ha stravinto il campionato con 77 punti più 24 dalla quinta, una corazzata incredibile. Quest'anno invece secondo voi quant'è la quota per vincere il campionato? Perché comunque pian piano rallentano tutte, a parte la Varesina che adesso è lanciata. Fede, stanno andando forte perché se consideri che non è ancora finito il girone d'andata, l'Arconatese ha 38 punti e potenzialmente un 76, cioè quasi come l'anno scorso. Secondo me non sarà facile tenere quel ritmo. È che ci sono tante belle squadre, perché anche la Pro Palazzolo che si è rinforzata con l'acquisto di De Angelis è sotto. Secondo me dalla Pro Palazzolo in su, Piacenza, Caldiero stesso, la Varesina... non lo so, cioè l'unica che penso che forse possa per blasone, forza, storia ammazzarlo è forse il Piacenza, non lo so, però potrebbe essere interessante vedere un testa a testa fino alla fine. Allegretti, Tra 3-4 squadre. sì, no, in effetti avevo fatto male i conti io, però comunque 4 sconfitte, 2 pareggi, sì, effettivamente nel girone di Serie D che è sempre combattuto ci stanno, però insomma non è, dei passi falsi li fanno un po' tutte, diciamo. Sì, non è più i tempi del Piacenza storico di oltre 90 punti, quello no. Però è bello vedere che magari fosse così fino alle ultime giornate, sarebbe molto molto interessante, perché comunque sono 4-5 squadre in 5 punti. Avremo anche tanto di cui parlare in quelle giornate, ma ci penseremo a tempo debito. Allegretti invece, ti chiedo quant'è la quota salvezza secondo te? Occhio croce direi 70 punti. 70 punti addirittura. No, mi sa che hai inteso male il campionato con la salvezza. La quota salvezza, 70 mister. punti per salvarsi sono troppi. 70 punti eravamo spacciati allora. Infatti ho detto, pensavo fosse una battuta per dire ne facciamo più che possiamo perché dobbiamo arrivare più in alto possibile. Pensavo fosse quella la battuta. No, la quota salvezza, mister. Quota salvezza intorno, probabilmente 35-40 punti. Devono tenere anche tutti un cammino importante, però probabilmente quelli. L'anno scorso Real Calepina prima fuori dai playout 39, sì, diciamo che adesso la prima fuori dai playout è il Club Milano che ne ha 20, siamo lì intorno alla stessa cifra. Sì, che poi se consideri quella quota vuol dire che il Ponte San Pietro deve fare quasi 30 punti. Deve vincere il campionato nel girone di ritorno praticamente.
Sì, si è messo un po' a posto, ha fatto qualche acquisto, sta facendo prestazioni, però non è facile. No, poi detto anche che ci si può salvare tramite i play-out, quindi potrebbe farne Certo. anche meno. Prima di salutare i nostri ospiti, una battuta sulla prossima partita che li aspetta. Desenzano-Caravaggio, Tommaso, che partita ti aspetti? Una partita dura, come lo sono state le altre partite. Noi speriamo e comunque vogliamo, dobbiamo tenere questi 3 punti, sia perché andiamo a riposo, quindi potremo goderci le vacanze natalizie, e sia per il fatto che dobbiamo rimanere aggrappati il più possibile ai playoff. Cioè, questo. Voi comunque nello spogliatoio vi dite che l'obiettivo sono i playoff, cioè ve lo dite o, o Ma in sì, questo momento non ne cioè, ti parlate? dico la verità, non è che ne parli tutti i giorni, è una cosa, Sì, vabbè, cioè, ci è sta. un pensiero di tutti. Tramite l'allenamento dobbiamo essere tutti concentrati sempre sul pezzo ogni secondo durante l'allenamento, in ogni singolo possesso, in ogni singola mossa tattica del mister, in qualsiasi cosa, e dobbiamo riuscire a far più punti possibili e a prendere la fiducia che un po' ci è mancata in questo periodo, e per la forza della squadra secondo me potremmo ancora arrivare a fare un campionato importante. Tommaso, una domanda, ma l'obiettivo iniziale di inizio stagione, cioè quando tu quest'estate sei stato chiamato dal direttore per il Desenzano, cioè, qual era l'obiettivo iniziale di questa squadra? Vabbè, sicuro, cioè entrare dentro i playoff, eravamo una squadra molto attrezzata, con nomi importantissimi, e l'obiettivo era quello di fare piazzarsi nel miglior modo possibile, e ovviamente se si riusciva a vincere era un'ottima cosa. Per i giocatori che ci sono, per le qualità che abbiamo, penso che l'obiettivo inizialmente era quello, l'asticella era molto alta. Poi vuoi in passo falso siamo un po' calati e dobbiamo cercare di rientrare dentro i playoff il prima possibile e provare ad ambire a fare meglio possibile in questo momento. Cercare di fare più punti che possiamo, scavalcare le altre squadre, e vedremo tra 4-5 mesi dove saremo. Allegretti invece ospitate l'Arconatese, ve li aspettate arrabbiati dopo la sconfitta? Sicuramente sì, perché vorranno sicuramente mantenere la vetta della classifica, è una squadra forte, ma allo stesso tempo in questo momento abbiamo il vantaggio che con così tanti giovani andiamo avanti un po' sulle ali dell'entusiasmo. L'ultima partita è stata vinta, ha portato morale quando si hanno i giovani in campo, e si corre tanto, che è la cosa più importante, quindi abbiamo il vantaggio di giocare sul nostro campo, che essendo così disastroso probabilmente sarà un problema più per la prima in classifica piuttosto che per noi, e quindi cercheremo di portare a casa punti, che è la cosa più importante. Poi dopo vedremo che cosa ne servirà questi ultimi giorni di mercato. Ti faccio una domanda cattiva, firmi oggi per un pareggio? Direi proprio di sì, sono una persona realista, quindi perché no? Razionale. Comunque, se dovessero arrivare arrabbiati, sappiamo di chi è la colpa, ovviamente di Tommaso, quindi mister, nel caso sai anche con chi prendertela. Esattamente. Certo. Ce l'abbiamo la grafica del prossimo turno del girone B, così ci facciamo dire da Manuel la partita che lo stuzzica, anche se ha già risposto parzialmente. Vabbè, allora dai, togliamo Piacenza-Varesina. Diciamo un po' il big match annunciato, a parte quella. Dai, mi interessa. Allora, il mister ha detto la sua partita, perché comunque poi considerando che l'Arconatese lavora tutti i giorni sul sintetico, cioè gioca sul sintetico, trovarsi a giocare in quelle condizioni, io ci sono passato quando ero a Lodi, anche Tommy, da Dossenina, ragazzi, la gente ci veniva risucchiata nella palude ed era tosta, perché chi si presentava lì era un casino, se non sei pronto a battagliare poi è troppo tardi, quindi è una partita che stuzzica anche quella, Clemenza-Arconatese, secondo me, anche perché poi l'Arconatese ha tanta qualità, giocatori di qualità, soprattutto davanti, quindi magari doversi trovare magari una giornata anche piovosa in condizioni del genere può mettere in difficoltà e può andare a favore della squadra del mister.
Giovanni, abbiamo capito che ormai tu la Varesina te la guardi e quindi quella la possiamo eliminare. Eliminiamo anche Clivens Arconatese, cosa ti prendi? Ma per propositività di gioco, che sono due squadre molto offensive, secondo me non è da sottovalutare, perché può essere una bella partita per lo spettatore proprio da guardare. Caldiero-Villavalle può essere una partita con gol, con un po' di gol, insomma, è una partita che guarderei volentieri. C'è anche perché il Caldiero è in ripresa, sempre lì davanti. Gli fa quasi comodo non essere raramente primo, perché poi può passare in incognito. Ringraziamo i nostri ospiti, Riccardo Allegretti e anche Tommaso Spaviero. Grazie per essere stati con noi. Speriamo di potervi rinvitare per le grandi prestazioni della vostra squadra. Speriamo, a presto. A presto. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao. E allora noi tre ci giochiamo l'ultima carta, ma non saremo solo noi tre, l'ultima carta del nostro D-Time. Andiamo a vederla con la grafica. Nessun problema. Eccoci qua con la quarta carta che ormai conosciamo, è la carta dello United Rizzone, una squadra che ormai abbiamo iniziato a tifare tutti. Allora, faccio così, siccome il presidente sta arrivando, prima che arriva, magari se dobbiamo dirci qualcosa, no? Cioè, tra virgolette, tipo con Giovanni, che anche in questi angoli qua con il presidente del Riccione c'è sempre, magari prima che arriva, se c'è qualcosa da dire che non è da dire con lui, no? Capito quello che intendo? Ok, perché vi dico questo, speriamo che il presidente non si offenda, però comunque il Riccione ha perso 2-1 contro la Vigor Senigallia. Pasca ha fatto anche i compiti, incredibile. Allora, da 2 punti sopra i play-out. Questo volevo chiederti, secondo te devo iniziare a guardarsi anche dietro? Poi lo chiediamo anche al presidente per correttezza. La domanda, no, sai, che poi è brutto magari chiederglielo, però l'argomento è quello, no? Devono incominciare a guardarsi anche dietro, ma a noi dispiace perché comunque, avendo conosciuto anche il presidente, abbiamo capito che è una persona seria, una persona che ci tiene soprattutto un sacco e si sta un po' scontrando con delle problematiche, l'ha spiegato, legate al campo, legate a tutto. Adesso però forse devono anche guardarsi un po' indietro? Guarda Fede, secondo me è una cosa che purtroppo bisogna sbattere in faccia ai giocatori, perché io ci sono passato l'anno scorso, quando dopo un inizio positivissimo ci siamo ritrovati ad avere qualche difficoltà e ogni domenica che si passava si pensava ma sì, i playoff distano, la salvezza è a quota. Intanto però le partite passano, ma sì, ne mancano ancora 15, ma sì, ne mancano ancora 12, se sei a 2 punti sopra dopo un girone d'andata alla quota playout, vuol dire hai fatto solo 18 punti, parlavamo prima della quota, vuol dire che nel ritorno devi fare almeno, se vuoi essere tranquillo, 4-5 in più, vuol dire farne 22, 23, quindi secondo me il prima possibile si realizza di dover cambiare gli obiettivi in corso di stagione, meglio è. Poi ovvio che se uno fa un filotto di 7 partite, 7 vittorie, lì si cambia in corsa, però io primo obiettivo è cercare di portare a casa anche il punticino in trasferta che magari prima non avresti preso di buon occhio. Noi l'anno scorso abbiamo perso un sacco di punti nel girone d'andata per provare a vincere le partite, magari in casa contro squadre blasonate, che alla fine ci avrebbero fatto salvare, perché un punto in casa con il Vicenza preso gol al 95esimo con il Padova ti facevano comodo, invece era un momento in cui pensavamo ad altro e allora abbiamo provato a spingere, però quei punti poi ci avrebbero salvato, quindi secondo me bisogna avere la lucidità di capire il momento e di portare a casa quello che si riesce a portare, perché comunque Manuel, poi sai che cos'è? Tu da ex calciatore me lo insegni, è che ci sono delle squadre che possono subire l'impatto psicologico di una cattiva classifica maggiormente rispetto alle squadre costruite per salvarsi. Io ricordo l'anno scorso in Lega Pro, io sono di Avellino, quindi tifoso dell'Avellino e lo seguo
ogni volta che mi è possibile. Lo scorso anno Avellino, squadra costruita per vincere, si è trovata a salvarsi per un punto, si è trovata fuori dalla zona play-out. Se il campionato fosse durato altre 2 giornate, l'Avellino sarebbe retrocesso con uno squadrone. Questo per dire cosa? Che le squadre che oggi stanno soffrendo il campionato perché non hanno accumulato punti, essendo state programmate per obiettivi ben diverse, sono squadre a rischio. Io guardo nel girone B, ma la stessa Caratese e la Casatese devono necessariamente guardarsi indietro, perché oggi un club Milano che vince in trasferta, e ho visto i post di alcuni giocatori della società che trovo un entusiasmo enorme da queste vittorie, inaspettate anche, perché venivano da un periodo riescono a trovare energie che invece le altre squadre perdono. Quindi esiste un rapporto di compensazione in cui la squadra anche più debole sulla carta può trovarsi in un momento migliore e fare più punti di chi invece soffre la classifica che sta avendo. Giovanni, hai detto una grandissima verità, perché comunque noi l'anno scorso avevamo magari una squadra costruita con giocatori costruiti abituati a fare dei campionati, che poi sono trovati a giocare con l'acqua alla gola, quando, lo sai benissimo meglio di me, poesia si deve fare poca, ma anzi bisogna battagliare. Ragazzi, abbiamo il presidente Pasquale Cassese che ha ascoltato anche gli ultimi 3-4 minuti di trasmissione. Mi fa piacere perché comunque sorride sempre il presidente, no, certamente poi è, come diciamo sempre, sempre calcio. Ma sai cos'è? Che se comincio a cadere io, poi cadono tutti. Quindi io deve dimostrare di essere la roccia. A portare la sicurezza. No? Press, ascoltato buonasera chiaramente. Ascoltato la riflessione che abbiamo fatto un po' su sia del mister sia del grande amico agente, concordo in pieno, perché mi trovo nella stessa situazione e ti trovi con dei giocatori che poi convinci anche per empatia, per progettualità, e poi ti trovi invischiato, non sei abituato a quel ritmo, a quella mentalità, ad abituarti anche a campi malandati, ad abituarti anche a cose di intransigenza, che può essere dall'atmosferica al cibo, perché magari sono giocatori venuti per altre situazioni, gli altri invece si adattano anche a prendere magari 3 stipendi arretrati e vincono. Il calcio è un po' strano, no? E quindi è diverso, però noi mercoledì abbiamo un test con l'Atletico Ascoli, mercoledì non esisteranno altro che 3 punti. Quindi non si può più scherzare, perché poi, come diceva il mister, sì, domani, dopodomani è finito un giro di andata. Nel frattempo poi i punti si sentono, purtroppo. Ecco, ma la domanda era un po' questa. Cioè, secondo lei va fatto un discorso alla squadra, detto che non so cosa vi diciate costantemente, che rapporto abbiate, ma per dire, ragazzi, guardate, intanto pensiamo a fare punti per salvarci e poi magari domani ci guarderemo in avanti. Io penso che per la gestione di una squadra ci sono tante alchimie. Il problema è che poi a volte parlare e poi non ottieni niente. Penso che più a volte sono più i fatti che debbono essere poi collimati con le parole, perché poi se poi parliamo sempre, poi alcune cose non si avverano, poi qualcuno inconsciamente perde la stabilità emotiva di poter parlare un'altra volta con l'altra persona. Quindi è giusto forse ora pensare ai fatti e a correre, perché poi chi corre o chi lavora più degli altri alla fine ottiene premio. Press, anche mercoledì giocate in uno stadio che non è il vostro. No, mercoledì però mercoledì per fortuna che sabato ho chiamato ad Omar, che è il gestore privato dell'impianto di Cattolica, che è uno stadio vero. Che Cattolica comunque è una piazza importante, ha fatto l'AD, è uno stadio bello, è in un campo sintetico che hanno fatto 3 anni fa, quindi è nuovo. E ho chiesto la cortesia, visto che mercoledì non ci sono incroci di partite con i loro club, sia c'era una categoria che fa, se non sbaglio, una fa la promozione, l'altra fa la seconda categoria, ma non mi ricordo, e quindi mi ha fatto sta cortesia Omar, e quindi giochiamo mercoledì almeno su un campo a meno per fare calcio, perché altrimenti diventa logorante tutto. Però ti ripeto, come la partita di ieri, 1-0, poi la metti in piedi, un tiro di Falù, il portiere fa un miracolo, poi
cerchi di segnarla, poi perdi su una seconda palla, l'uomo dietro ti va a fare 2-0, la partita finisce, poi fai il 2-1 al 95esimo e si vede la differenza tra noi e loro, quella là che loro stanno insieme da 4 anni, perché poi a volte noi presidenti, noi addetti ai lavori, no? Molte volte tentiamo ogni anno di mettere quella cosa nuova pensando che la novità possa fare effetti, forse nel calcio produce più la continuità e si vede un club che loro gestito bene, che vivono di ragazzi, anche peraltro visto alcuni giocatori veramente forti, uno lo conoscevo è Cheriota, ma ho visto il 2004 argentino, il numero 2, un giocatore secondo me in 2 anni può fare Serie B, fortissimo. E quindi Scheffer Bracco. esatto, e quindi cioè, si vede l'alchimia nell'area, c'è alcuni club li noti quando vai a giocare con loro che hanno un'energia diversa e quella cosa poi fa tanto in campo, fa tanto perché poi l'over cerca l'under cerca l'over e magari in dei gruppi nuovi questo non avviene subito perché è un'alchimia che deve nascere col tempo, anche perché il calcio non è come va a mangiare la pizza, fai la pizza del forno, esce la pizza e vinci, non è così. Cioè non è matematico. A volte magari la pizza esce senza farina, alcuni vengono senza farina, alcuni con la farina, e dici perché, però la pizza era buona, hai vinto e poi conta il risultato. Quindi Questa metafora me la segno, prometto, settimana prometto scorsa di abbiamo riproporre. avuto l'allenatore come una donna, quest'anno il calcio non è come la pizza, sono già pronto per settimana no, prossima. ma è la verità. No, certo. Dai. Pasquale, io sono un amante delle statistiche, poi secondo me alcuni problemi vanno anche ricercati nelle statistiche che rispecchiano gli andamenti e i problemi. Certo. E io noto che come dire, segnate sicuramente non da squadra da essere invischiata nella zona di retrocessione, ma prendete gol come una squadra da retrocessione. Esatto. Ma questo va in un concetto sicuramente di attenzione. E alcuni sono errori individuali, alcuni di attenzione, perché alcune situazioni vanno evitate. Perché? Perché magari alcuni non si cercano, qualcuno si cerca meno, qualcuno si cerca di più. Poi ti ripeto, quando si fa un progetto magari dove ambizioni alte, poi per una serie di cose non riesci a farlo e poi è un po' un puntare il dito, no? Dopo. È colpa di quello, è colpa di quell'altro, che poi il calcio è pieno di alibi. Mentre invece io dico sempre ragazzi, a me non me ne fotte niente che voi uscite, siete amici, perché io vorrei che siete fratelli in campo, poi che fuori non vi sopportate, sarei più felice, però in campo dovete essere fratelli, invece sono amici per la pelle fuori e in campo dovrebbero essere un po' più fratelli, questo è quello che penso. Manu? Che è facile puntare il dito. Manu, però io so che tu eri molto unito anche col gruppo del San Giuliano, anche fuori dal campo. Secondo te è possibile questa cosa, essere fratelli dentro il campo e magari anche non starsi simpatici fuori? Allora, secondo me è più facile magari ad alti livelli in cui fuori ci si vive un po' meno. Secondo me invece magari anche in D in cui si vivono con gruppi tanto giovani e magari spesso anche locali, della zona è un po' più semplice fare gruppo. Vero anche, come diceva il presidente, che in D è un bel casino trovare continuità anno dopo anno, perché con la regola dei giovani bisogna sempre cambiare, rivoluzionare. Le squadre che offrono continuità nei giocatori negli anni sono poche e spesso ottengono risultati importanti. Io penso che ritrovarsi e stare bene insieme, soprattutto quando si vivono di momenti di difficoltà, sia il punto da cui ripartire. Il presidente ha esordito dicendo io sorrido sempre, io credo che proprio anche nei momenti di difficoltà sia quella la chiave, cercare di portare entusiasmo, che non vuol dire vivere il momento con leggerezza, ma anzi cercare di trovare la chiave giusta per far pesare meno una situazione che è già complessa di sé. Quindi anzi è sempre stato il mio credo, perché appunto lavoro sì e sposo proprio tutto quello che ha detto. Noi l'anno scorso io sono contento di aver vissuto paradossalmente quell'esperienza l'anno scorso con la retrocessione, perché poi tante cose me le porterò dietro nel percorso da mister, però abbiamo fatto 7000 riunioni,
ogni volta era ragazzi dobbiamo parlarci, basta, cioè le parole veramente le porta via il vento, c'è un momento in cui solo i fatti parlano, quindi a parole tanti di noi erano bravissimi, poi però quando c'era da pedalare a portare la croce, fare qualcosa in più, si era in pochini poi infatti i risultati sono stati quelli e hanno insegnato tanto a tutti, quindi come dice il presidente, il tempo delle parole, c'è ancora tempo fortunatamente, però deve finire presto, bisogna andare avanti, pedalare, silenzio, perché poi i punti iniziano a pesare, ti ritrovi che mancano 5 partite e magari pensi, se le vinco tutte e 5 sono salvo, ho capito? Ma se le vinco... Abbiamo fatto 7 punti in 12 partite, in 15 partite devo pensare di farne 15 in 5, è tosta, quindi... Spero vivamente prima di Natale che il presidente riesca a ottenere questi 3 punti e rilassarsi un attimino, resettare. Delle vacanze se le merita, delle vacanze serene se le merita. Ma Pres, volevo chiederti, forse ho malinterpretato io le sue parole, ma ha l'impressione che il gruppo sia disunito? Cioè, le sembra... No, ho l'impressione che non sia un gruppo, è diverso. Che pensi? Perché per me il gruppo unito è quello granitico, cioè quello che... di fronte a, prendiamo questa squadra, come diceva anche il mio amico, prende gol continuamente. Bene, è un dato. Se prendo gol, un motivo ci sarà. Ok, se qualora domani prendiamo un'altra gol, ragazzi, non ci disuniamo come sempre. Anzi, diamo forza al portiere che magari può fare una bravata, o al difensore centrale 2005, o al terzino destro, quello che sia la locazione degli under. Diamo forza e diamo coraggio. Quello per me è il gruppo. Poi se tu parli di gruppo, la fotografia, siamo tutti belli, tutti bravi e belli, tutti bravi e belli, forti e bravi, però perdiamo, perché che il gruppo non è gruppo, il gruppo è un'altra cosa per me. Giovanni... Sì, non c'è la voglia di fare una corsa in più, non c'è la voglia di fare un recupero se il compagno perde la palla, insomma, tutte quelle cose che poi fanno la differenza e dimostrano che il gruppo c'è. Poi quando mancano queste cose... Poi c'è il fatto di questo mercato maledetto, no? Perché in D è maledetto, comprese poi queste recessioni del cavolo che hanno messe, che ognuno si può liberare quando basta, non ce la faccio più, me ne vado, non te ne affanculo, scusami il termine, però io sono come mi vedi. Siamo in extra time noi. No, non sono uno che cerca la parola forbita, quello che penso dico. Quindi il problema è che poi ti trovi di fronte a situazioni che è il mercato, prendo parecchio, mi gestisco. Parlo di over, no? Sì. E allora mi comincio a gestire perché mi chiama quello, mi chiama quell'altro e mi chiama quello. Però non faccio capire niente. Però in campo vedi che fa capire niente, no? E allora tutte quelle situazioni ti portano poi a uno toglie mezzo punto là, mezzo punto qua. Sono tutte quelle cose mentali che purtroppo in D, e il mister ce lo può dire, capitano a iosa. Perché in D, purtroppo, dissi anche una settimana fa, c'è poca professionalità da parte un po' di tutti, anche in addetti ai lavori. Si fanno dei casini che ci stanno in cielo e in terra, i casini che si fanno in D. Non è calcio vero in D, cioè un calcio. Giovanni, tu sei stato anche direttore sportivo. Secondo te come si unisce? Cioè, ti è mai capitato di avere un gruppo che avessi la percezione non fosse unito nella tua squadra? Sì, e in caso come si mette insieme questo gruppo? Cioè, bisogna costringerli a trovarsi fuori dal campo? Cioè, cosa bisogna fare? Ma no, ci sono delle dinamiche che in teoria vengono naturalmente. Io un anno in particolare, lo ricordo bene, in cui avevo la sensazione che ci fossero tanti gruppetti, ma microgruppi, quindi che la squadra fosse totalmente frammentata. Ricordo che inserì alcuni calciatori over, un po' alla Pascali, che iniziassero a gestirmi lo spogliatoio in maniera sana, quindi mettendo anche faccia al muro qualche mela marcia che un po' insoddisfatta, che creava dei dissidi all'interno dello spogliatoio, fungendo da modello, inserendo delle regole. Poi, visto il risultato di quell'anno, che è stato il peggiore dei miei 4 anni da direttore, alla fine devo dire che la chiave reale poi non l'ho trovata. Nell'immediatezza
le cose cambiarono, però poi alla lunga evidentemente avevo sbagliato calciatori. Manuel, tu sei interessato ad andare a giocare a Rizzone, a mettere insieme questo gruppo? Guarda, Fede, Troppo lontano, ti dico forse. che alla fine, no, lo so, però alla fine della fiera penso che nessuno da solo faccia nulla, cioè deve arrivare ognuno da dentro. Se fossi stato in grado di cambiare l'inerzia di uno spogliatoio, l'anno scorso non saremmo retrocessi, da solo non si fa nulla. Certo che avere 2 o 3 che la pensano e che sono in grado può aiutare molto, però tanto deve arrivare da dentro di ognuno di noi, e quello che dice il presidente è giustissimo, perché comunque ha detto una grande verità, che i calciatori hanno sempre alibi, ed è verissimo, perché potresti mettere tutte le cose al posto giusto, ma un calciatore troverebbe sempre il modo di lamentarsi, perché è difficile dire colpa mia, ho sbagliato, e devo essere sincero, dico, il presidente ha detto giusto che il mercato in Serie D è una farsa, è una roba assurda, perché non porta anche gli atleti stessi a spingersi oltre i loro limiti, perché tanto c'è il mercato, tanto rescindo, non mi va bene una cosa, vado via. Manuel, io ti racconto una cosa, no? Che forse loro non so, do anche uno scoop in settimana, scusami se ti ho interrotto, no? No, prego. Io in settimana scorsa mi sono incazzato a morte, no? Perché poi sono focoso molto, perché sapevo che un mio calciatore veniva chiamato continuamente da un club del mio stesso girone. Okay. Al che chiamai un agente, no? Disse: ascoltami un attimo, fammi chiamare al suo direttore sportivo, perché altrimenti vado fino a Campobasso, e ti dico anche il club qual è. Ho detto: per il giocatore mi devo dare i soldi, perché il giocatore è il mio tesserato, mi devono dare i soldi. Certo. Perché il calciatore in Serie C, e tu fai l'agente, ok? E lo sai bene, in Serie C il calciatore ha biennale, pluriennale, annuale, quello che sia. Il calciatore, se la società non dice ok, la trattativa può andare avanti, non può parlare col mister o col club, perché altrimenti questo diventa diventa veramente il deserto, dove chi è c'è una regola nel calcio qual è? Che a me non piace, che è quella secondo cui quando il calciatore vuole andare via, sì, bisogna lasciarlo andare, perché che fai? Trattieni un calciatore contro voglia? Ma assolutamente no. Come mi insegna qualcuno, i calciatori sono innanzitutto pagati per allenarsi, mi diceva qualche mio vecchio allenatore, non per giocare. Sono pagati per allenarsi e poi essere affidati alla gestione dell'allenatore. Il calciatore insoddisfatto stipula un contratto a giugno, che è il rendimento del calciatore è un punto interrogativo. Certo. L'insoddisfazione ci può stare, ma tu in campo mi devi dare sempre il 100%, e se io non ho più bisogno di te, io proprietà, ti mando via. Se invece mi servi ancora, tu rimani qua fin quando lo dico io. Sì, Giovanni, io sono d'accordissimo con te, però il problema, sai qual è? Che se c'ho Giovanni Capobianco e non sono contento di Giovanni, no? Io chiamo il procuratore e dico: guarda, mettilo sul mercato, benissimo, trova la squadra. Giovanni dice: Press, però a Messina gli danno di meno, devi collaborare pure tu. Benissimo, e capisco. Quando chiamano le altre squadre e invece io devo collaborare, devo accettare, scusami, fammi capire, se io ti mando via, vuoi i soldi della buonuscita. Se tu te ne vuoi andare via, io ti rimane con ceri in mano. E tu dove stava l'altro club a giugno? Io che ho fatto per te da giugno in poi? Io che ho fatto? Condivido pienamente, Presto. Allora, certe cose, no? Se non si hanno le palle per fare agli attributi nella vita, perché altrimenti diventiamo schiavi del sistema. Questo è un sistema malato, un sistema di merda. Perché la verità, dove nessuno parla, perché tutti fanno i cazzi loro. Tutti hanno la pozione magica, tutti hanno la scienza esatta e tutti fanno i cazzi loro. Questa è la verità. Non si vuole cambiare, perché è così, perché l'Italia è così. Quindi il calcio è così, perché il calcio è il terzo PIL italiano, quindi di che parliamo? È la fotografia della nazione. Questo è quello che penso. Sì, no. Infatti poi il Campobasso è sparito, scusami, ha fatturato 2,5 milioni tra botteghine e sponsor, sparite per una cifra giusta per un calciatore importante. Io se voglio un calciatore dico: Giova, fammi chiamare, dammi il numero del direttore sportivo, lo voglio il calciatore, mi piace, al mio mister piace, al direttore sportivo piace, quello che sia, io faccio un investimento, se c'è una piazza che produce, perché no?
Non credo che il Napoli, Osimhen, per dire di Napoli, che è la mia squadra del cuore, chiamino Osimhen il mister del Real Madrid, Ancelotti, dice vieni da me, glielo può dire in una battuta, ma non penso che tutti i giorni poi deve parlare con De Laurentiis se vuole, devono cacciare i soldi, no? Penso, no? Poi se il calciatore a fine contratto parla con chi vuole, dovrebbe essere così, no? Sì, penso che funzioni. Altrimenti che abbiamo fatto cambiato a fare la regola? Il vincolo, finisce il vincolo, c'è il vincolo pluriennale, c'è l'indennizzo, tutte belle chiacchiere, poi non si concretizza mai niente di quello che è stato fatto, perché è la verità. È così. Finiamo con una nota un po' più dolce. Press, mercoledì. Affrontate una squadra che è sotto di voi in classifica. Un buon auspicio per questa partita. Cosa c'è stato di buono nell'ultima che porterebbe nella prossima? Ti dico una battuta napoletana, va bene? A Napoli diciamo più nero la mezzanotte non può venire, quindi più nero la mezzanotte non può venire, ti ho risposto già. Quindi va bene, mi accontento di questo. Il sole presto. Dai, infatti, via. Sì, Dai, noi sicuramente, anche per la persona che è lei, Press, tifiamo sicuramente Rizzone, e penso anche a tutti i nostri amici a casa che non sono interessati con le altre squadre del campionato, quantomeno. A me dispiace se a volte sembra un po' magari troppo passionale o focuso, però ma è il bello di no, Press, se no ci annoieremo, cioè nel senso è la cosa bella, è anche giusto, esatto, è anche giusto portare a galla quelli che sono i problemi, esatto, e parlarne per vedere anche qui banalmente se si riesce a trovare qualche spunto di riflessione che magari può essere utile. Magari. Giovanni è una persona onesta in questo mondo, è uno che potrebbe fare tavola rotonda con tanti altri onesti, ci sono anche gli onesti, non ci sono solo i disonesti. Mi fa piacere che lo pensi, Presidente. Penso anche di te che tu sei un buon Presidente e che nel corso degli anni come dire, con le tue idee potrai toglierti soddisfazioni, senza venderti al sistema, però. Esatto, bravo. E con questo augurio io direi che siamo in chiusura di puntata. Grazie Presidente per essere stato con noi e speriamo di rivederci dopo le feste con grazie, con buon delle Natale a buone tutti notizie. quanti. A voi. Mister auguri, Giovanni auguri, poi ci andrò al telefono e augurissimo alla redazione di Baby, va bene? Grazie mille Press. A voi, ciao. Alla prossima. Buonanotte Presidente. E allora noi tre chiudiamo, vi saluto Giovanni, vi saluto Manuel, ci rivediamo dopo le feste perché lunedì prossimo è Natale, dopo è Capodanno, ci rivediamo dopo le feste, rimanete aggiornati sui social per capire quando sarà la prossima puntata, ma penso immediatamente dopo le feste. Niente, vi saluto, vi auguro un buon Natale, auguro un buon Natale anche a tutti quelli che ci hanno seguito in queste 3 puntate di lancio e appuntamento quindi a dopo le feste. Ciao a tutti! Ciao, buon Natale a tutti!